In Italia mancano 250.000 braccianti, è l'allarme delle associazioni agricole. In Sicilia a rischio tutti i raccolti. L'inviata è Maria Gianniti. Tra i filari d'uva solo un operaio lavora sui grappoli. Normalmente in una serra come questa per ogni filare ci sono almeno 2 lavoranti. Eppure questi sono giorni importanti per tutelare il prodotto. Questo grappolo qui tra i primi di giugno, quando sarà pronto da raccogliere, ovviamente ogni agino avrà un calibro molto più spesso. In media un bracciante per fare un lavoro del genere non riesce a fare più di 40-50 piante al giorno ed è una manodopera che serve per un periodo ben limitato. Emanuele con i fratelli gestisce l'azienda di famiglia, giovani imprenditori che hanno investito il loro futuro nella terra, un futuro però a rischio se in queste settimane nei campi non c'è chi cura e raccoglie quanto coltivato. L'appello principale che facciamo a tutte le istituzioni nazionali e regionali è proprio quello di non dimenticarsi del settore trainante che è quello agricolo e agrituristico. La Regione Sicilia ha dichiarato lo stato di crisi nel settore agroalimentare. Gli imprenditori chiedono regole più snelle per reperire manodopera. Molti operai scelgono di non lavorare perché impauriti dal possibile contagio e il tempo del raccolto si avvicina. Il grano è uno dei pochi prodotti, ad esempio ad oggi, che sta prendendo valore per questa sana abitudine che sta riprendendo la nazione. Quindi per quello mi auguro che sia valorizzata appunto il Made in Italy siciliano e italiano. La radio